Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo mercoledì, una buona giornata, un buon 21 settembre e un buongiorno anche da me Maria. Benvenuti nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Andiamo un po' a capire come andrà questa giornata e partiamo subito con i nostri 12 segni perché le novità sono tante anche oggi. Partiamo come sempre dai nostri amici dell'Ariete, i primi in lista. Voi grazie alla Bianca Signora in transito in Leone e al Trigono con Giove non avete bisogno di essere troppo prudenti, vi sentite con le spalle ben protette diciamo. Tra due fazioni opposte troverete poi la giusta via di mezzo e riuscirete così a concludere l'accordo tanto atteso. Toro, per voi oggi c'è la disarmonia lunare con il vostro segno, vi porterà a scontrarvi con una persona snob, avete presente, quella di cui non sopportate il modo in cui si dà così tante arie, avete proprio capito il tipo. Invece di farvi innervosire però rispondete pan per focaccia alle sue sbruffonate, scoprirete così tutte le sue carte. Gemelli, arriva per voi la luna in Leone oggi, sarete così in ottima forma, molto bene, condividete le vostre idee, poi anche se vi sembrano campate in aria darete il vostro contributo, alla fine il coraggio non vi manca e siete pronti a farvi avanti, anche lì laddove molti hanno preferito desistere vigliaccamente, voi questa volta siete superiori. E passiamo ai nostri Cancro, che in questo mercoledì si godono una giornata più tranquilla delle ultime che avete vissuto a 1000 con la nostra luna, l'astro della notte a farvi compagnia. Ora potete fare un bel sospiro di sollievo e tirarvi sulle maniche, dovete mettervi subito all'opera. Preparati di tutto punto per un appuntamento importante, non volete che nessuno abbia da ridire, quindi state già iniziando a organizzare questi preparativi. Leone, per voi tutte le porte alle quali bussate si aprono senza indugio, grazie all'ingresso della luna in casa vostra è arrivata e voi la accogliete con piacere e anche grazie alla consonanza con Mercurio e Giove, non dimentichiamoli. Se in passato siete stati fermati, frenati da qualcosa o qualcuno, la situazione si sbloccherà, come per magia, oggi vivete l'incanto, felici? Vergine, siamo arrivati da voi, avete colto un'occasione ottima a dir poco per riportare l'armonia tra i vostri cari, ora è tempo di continuare a nutrire sentimenti nobili anche quando siete un po' più soli. Nell'attività potreste dare di più. Il primo passo da fare è accorgervi delle mancanze e delle necessità. Da qui potrete ripartire. Bilancia, oggi dovete stamparvi un bel sorriso su quel viso. L'abilità logica del sestile lunare con Mercurio vi permetterà infatti di primeggiare, di arrivare proprio sul podio in un concorso o in un esame, senza faticare neanche così troppo. Una piccola astuzia poi in giornata vi viene in soccorso, vi trarrà d'impaccio proprio nel momento del bisogno. Molto molto bene. E siamo arrivati dai nostri Scorpione, che in particolare oggi hanno bisogno di un po' di compagnia. Infatti sarete voi a dover far fronte da soli a parecchie questioni e alcune di queste, perché le cose quando arrivano tutte insieme, potrebbero pure darvi del filo da torcere per colpa della luna in quadratura. Non siete ben disposti, diciamolo, a perdonare un atteggiamento scorbutico, in particolare se si parla del partner. Alla fine però capitolerete anche voi, anche se capirete di aver fatto bene. Sagittario, antichi desideri, quelli del passato, tornano in auge per merito del prezioso apporto del trigono lunare. Oggi la nostra luna fa strage. Non è mai troppo tardi. Agli altri infatti direte che ride bene chi ride ultimo e così proprio li andrete a spiazzare, colpo finale. Non vi importa il giudizio dei colleghi. Sul lavoro l'importante è che vi sentiate gratificati per tutto quello che fate e ne siete felici. Capricorno, oggi siete nel mood in cui dovete superare qualche piccolo attrito quanto prima, con un atteggiamento costruttivo, dovete proprio trovarlo, mettendo da parte ogni antagonismo e vecchi rancori personali. Non abbiate paura poi ad accettare una piccola sfida, piccolissima, ma solo per dimostrare a voi stessi quanto valete. Questa volta lo fate per voi. Acquario, giornata in cui dovrete faticare un po' più del previsto con la luna opposta al vostro segno. Qualcuno non è arrivato in orario all'appuntamento, ma voi non potete perdere tempo, quindi dovete continuare ad avanzare sulla vostra strada. Perdonate invece una parola di troppo, pensate al bene comune, concentratevi su quello. L'orgoglio va bene, sì, sappiamo che primeggiate in questo, ma ricordate di utilizzarlo a piccole dosi. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, anche se non avete voglia di fare alcune faccende, ma sono quelle tipiche che nessuno ha mai voglia di fare, meglio non rimandare, si potrebbero accumulare tutte alla fine e anche questo non vi piacerebbe. Nella relazione amorosa la fantasia è un trampolino di lancio, ma poi dovete fare i conti con la realtà, attenzione. Si chiude qui tra Cuore e Luna il nostro oroscopo del giorno, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona giornata, ci ritroviamo domani e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0